Buon pomeriggio! Ciao gente! Ciao bikers! Ciao bikers! Fantastico! Me lo diceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, un giovane che non fece mai tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare di quella vecchia foto in bianco e nero, con gli occhi in procinto di sorridere. Sembrava come dire proprio a me: Lore, ricordati di vivere, che il mondo si risolva, che il ghiacciaio si sciolga. Siamo qua a un certo punto dell'eternità, su una cabrio lanciata che va verso un punto di fuga, una meta distante, una luce accecante. Occhi a cuore come ragazzini al mare, voglia di lasciare andare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza. Faccio senza che arrivi il tempo bello, che torni mio fratello, che inizi carosello, è lo stesso, vivo adesso. Sentinella di guardia alla notte, fammi entrare nel buio che c'è, con le stelle si tracciano rotte, la parola d'ordine è occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, come un ragazzino al mare. No, volevo salutarvi con le parole di un poeta che è nato da queste parti, un poeta che io adoro e che ho avuto anche il privilegio nella vita di conoscere di persona, Pierluigi Cappello, ed è uno dei migliori poeti, più grandi poeti in lingua italiana e anche in lingua friulana, perché ha scritto tantissime poesie in dialetto. C'è un verso di una poesia con il quale vi saluto e vi ringrazio, e dice così: fra l'ultima parola detta e la prima nuova da dire, è lì che abitiamo.